Se vi fanno paura fantasmi e streghe, orchi e stivali di 7 leghe o vi terrorizza il solo pensiero che sotto il letto ci sia l'uomo nero, tremate pure, prima però venite qui e sentite un po'. Anche i fantasmi, i draghi folletti han tremarelle e ansie e difetti, anche le streghe fan brutta figura, perciò a che serve aver paura? Felice Halloween squadra, via, si parte! Woo! Ci sono strane creature che si aggirano silenziose in un bosco magico. Rumori e ombre fugaci saranno i protagonisti di un'esperienza assolutamente diversa. Bene, oggi vi diamo un'idea per come trascorrere la giornata più paurosa dell'anno. Signori, benvenuti in Carnia, benvenuti a Torre Moscarda. Quando l'arte riesce a fondersi con la natura si crea una magica energia capace di stupire tutti, dai grandi ai più piccini. I boschi della Carnia sono meravigliosi, ma uno in particolare ospita strane creature schive e selvagge che si nascondono tra alberi e massi, creando giochi di luci fra ombre e mistero. Siamo a Paluzza e qui la Land Art e i suoi artisti hanno creato sculture che valorizzano e arricchiscono la natura circostante, raccontando su piano artistico il valore intrinseco del legno. L'area è quella di Torre Moscarda, siamo nella Valle del But, nel punto più stretto, punto strategico perché da qui era più facile sbarrare la strada consolare che portava al passo Montecroce Carnico, importante valico praticato sin dai tempi più antichi. Una breve e piacevole passeggiata vi permetterà di scoprire le tante figure realizzate in legno, perdendovi piacevolmente in un ambiente magico dove le piccole cose riescono a creare grandi emozioni. Il nostro consiglio è quello di rallentare, imparare ad essere buoni osservatori, perché vi assicuriamo il bosco è pieno di piccolissimi angoli nascosti dove si celano fantastici mondi tutti da scoprire. Sicuramente è un'ottima occasione per trascorrere alcune ore in totale relax, esplorando senza fatica un piccolo angolo della Carnia dove arte, cultura, amore per la terra e natura si fondono in 1000 giochi di emozioni. E come ben sapete noi alla fine di ogni escursione ci premiamo con uno stuzzichino, ma stavolta abbiamo esagerato. No, perché poi Cristina si incazza, se ne prendiamo una in più. No, ce ne sono 22. Le hai già contate, non ci posso credere. Veramente vergognosa. È che diviso 3 è un casino perché ne rimane uno senza. Ok. Dopo una bella escursione in montagna, cosa c'è di meglio se non premiarsi degustando ottimi prodotti locali preparati e serviti con amore e professionalità? Noi siamo capitati un po' per caso alla trattoria Mandi a Zuglio, esattamente fra Arta Terme e Tolmezzo, e abbiamo mangiato benissimo. Gente di cuore che quello che fa lo fa con passione, maestria, coccolandovi, facendovi sentire come a casa. Buongiorno, ci troviamo alla trattoria Mandi di Zuglio e vi sto per presentare il nostro piatto di antipasti della casa. Il nostro speck, un formaggio stagionato 6 mesi, Certo. lo stravecchio. Sì. Il formaggio di Frant, Sì. questi puntini neri che vedete sono pepe, formaggio tipico della Carnia, salame friulano. L'unica cosa che non è friulana, la pepita del Piave. Non è un salame perché non è un insaccato, bensì matura nelle erbe aromatiche. Le zucchine del nostro orto, orgogliosamente, il nostro orto di 750 metri, conservate sott'olio con la cipolla, un po' di rosmarino, ma rimangono comunque croccanti. Segreto della chef. Porcini freschi sott'olio. Poi questa verdura lunga che vedete, questa qua, si chiama aglio vittoriale, la versione sbollentata. Dopo la vedrete nei crostini nella versione pesto. È un'erba protetta, si può raccogliere solo 1 chilo a persona, quindi immaginatevi quanto ce ne vuole per poter fare
troppo. Il Tarassaco. Iniziate dalle erbette perché hanno il profumo dei nostri boschi. Buon appetito! Perfetto. Grazie mille. Tutto ottimo e di prima scelta, e se ci seguite sul canale sapete bene che se ve lo consigliamo vuol dire che il livello è alto. Qua con Marina, la proprietaria del locale, che io ringrazio perché abbiamo mangiato veramente molto bene. Grazie. A me serviranno solamente dei dati tecnici. Voi siete aperti quando? A parte il lunedì pomeriggio e il mercoledì tutto il giorno. D'accordo. Sempre, Però voi fate da mangiare dalla mattina alle da quando si apre a a quando si mezzogiorno, alla sera alle 9. chiude. non Dalle andate- 10 del mattino, chiusura la sera, si mangia sempre. Quindi voi potete venire a mangiare a qualsiasi ora e loro vi accoglieranno come hanno accolto noi, cioè in modo meraviglioso. Grazie. Io vi ringrazio perché siete veramente estremamente professionali e non è facile trovare delle persone così professionali in giro. Grazie. Quindi grazie ancora. Grazie a te. Il video finisce qui, speriamo di avervi dato delle buone idee sul nostro canale escursioni e localini dove premiarvi al fine di tanta fatica, quindi iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto, grazie per essere arrivati fino a qui, zaino in spalla e alla prossima, ciao ciao!